Il presidente della regione Nello Musumeci invia i commissari in 150 comuni dell'isola per approvare i bilanci preventivi per il 2018. Tra questi 18 saranno i comuni nella provincia agrigentina non in regola con l'approvazione dello strumento finanziario. Il Dipartimento degli enti locali ha emanato i decreti di nomina di 18 commissari ad acta chiamati a stimolare o a sostituirsi ai comuni per l'approvazione dei previsionali. Ognuno di loro dovrà occuparsi di 10-15 comuni circa con notevoli difficoltà logistiche e gestionali. La nomina arriva a 3 mesi dalla fine dell'anno. Il loro compito sarà quello di capire a che punto è l'approvazione dei documenti contabili nelle varie realtà locali, cioè se la mancata approvazione dello strumento dipende dagli uffici, dalla giunta o dal consiglio ed intervenire di conseguenza con fermezza. I commissari ad acta provvederanno alla convocazione dei consigli comunali che a quel punto avranno 30 giorni per approvare i bilanci. Se in questi termini i documenti non saranno varati, allora sarà il commissario ad acta ad adottare il tutto, mentre arriverà il decreto dell'assessore regionale per lo scioglimento dei consigli considerati a quel punto inadempienti. I 18 commissari sono funzionari del Dipartimento alle autonomie locali con esperienza alle spalle e professionalità. Nella città metropolitana di Palermo i comuni commissariati sono 35, inclusa la Giunta Comunale di Palermo. Stessa cosa a Messina, nella provincia di Catania i comuni che non hanno adottato lo strumento sono 19, 12 nella provincia nissene e 10 nella provincia di Siracusa. 18 invece comuni del libero consorzio di Agrigento che attraverso la lente di ingrandimento dei commissari dovranno accelerare l'iter di approvazione del bilancio dell'ente, a partire da Agrigento, Bivona, Calamolaci, Cammarata, Campobello di Licata, Canigatì, Cianciana, Comitini, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Luccasicola, Menfi, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta